Quinta corsa, manca poco all'esaurirsi del countdown, premio Evaristo Sport, una corsa riservata a cavalli di 4 anni, non vincitori di 7.500 euro nella carriera. Il favorito è il numero 5 di Exploit, Alessandro Gocciadoro in salchi al portacolori della Mima Farm. L'alternativa Eldorado Spritz, Andrea Farolfi per Andrea Sarzetto, due cavalli con la rottura nel DNA, sicuramente a percorso netto cavalli dotati di buoni mezzi. Siamo in partenza all'1 Earthquake, 2 Elfo, 3 Ercole Key, 4 Unplanned B, 5 Exploit, 6 Evita Risaia TRGF, in seconda fila 7 Excellent Ban, 8 Eldorado Spritz, 9 Empathie Joyeuse, 10 Elite GSO, 11 Enea Leon SM. Autostart si prepara al lancio, parte piano Earthquake, si va con veloce Unplanned B, al largo Evita Risaia TRGF, poi Elfo, quindi Empathie Joyeuse partito bene dalla seconda fila, all'esterno Exploit, quindi Ercole Key a precedere Elite GSO, poi ancora Enea Leon SM, Eldorado Spritz, gli altri 14, il lancio di Unplanned B che ha preso la testa con decisione, ora prova a rallentare il ritmo. Claudio Monte in salchi è l'allievo della scuderia Spallina, 29-1 per i primi 400 metri di corsa. Avanza all'esterno il favorito Exploit che risale il gruppo e cerca di portarsi a lato di Unplanned B che ha fatto 44,4 per i primi 600 metri di corsa. Prosegue in evidenza Exploit che ora va al suo esterno con maggior decisione. Seconda in corda sempre Elfo, seconda pariglia per Evita Risaia TRGF, quindi Empathie Joyeuse, poi ancora Ercole Key, Elite GSO, ancora distante dalla testa il controfavorito Eldorado Spritz. Se ne va il primo chilometro in 1,14, pigia sull'acceleratore ora Alessandro Gocciadoro che si libera di Unplanned B, si porta in scia Evita Risaia TRGF. Dalle retrovie faticano perché il ritmo davanti è davvero selettivo, 14,8 la retta di là, 1,28,8 i tre quarti di miglio. Exploit in fuga da Evita Risaia TRGF che per ora è l'unica a tenersi sulle tracce del fuggitivo. Quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo, Exploit in vantaggio, Evita che prova anche a spostare al suo esterno, Exploit avanti, Evita Risaia che ci prova, centropista finisce fortissimo Eldorado Spritz, Exploit in vantaggio, Evita che insiste all'esterno, Exploit nel finale si salva da Evita Risaia TRGF. Al terzo posto Eldorado Spritz, 1,14,4, percorso di testa per Exploit. Alessandro Gocciadoro guida i training per i colori della scuderia Mima Farm. Bel successo in percorso di testa, in percorso esterno del figlio di Napoleon Barr che passa dopo 1 chilometro e nel finale si difende dall'ottimo finale di una ritrovata Evita Risaia TRGF. Al terzo posto corre bene Eldorado Spritz.